Giordano Riello, presidente dei giovani imprenditori di Confindustria Veneto. Ancora un caso, un gesto estremo di un imprenditore che si toglie la vita perché non riesce a far fronte ai propri impegni economici. Ecco, lei come presidente dei giovani imprenditori ieri ha fatto un post in Facebook che ha raccolto moltissime condivisioni dicendo adesso non ce la facciamo più. Lo Stato ha una grossa responsabilità, è così? Siamo molto stanchi. Il Veneto è passato dal 14,1% di suicidi sul totale dell'anno scorso al 23,8% di quest'anno. Questo dato penso che faccia riflettere molto la nostra popolazione e il nostro territorio. Siamo vessati in maniera troppo alta su quello che è l'imposta IVA da parte dello Stato, uno Stato che è sempre attento quando c'è da riscuotere ma non è mai attento a quando c'è da dare. Bisogna togliere e bisogna dare respiro all'industria e agli imprenditori. Prima fra tutti l'IVA sui fallimenti. Non possiamo permetterci di pagare imposte d'IVA su aziende che sono fallite. Non incassiamo i soldi e siamo costretti a dare allo Stato soldi che non vedremo mai. Bisogna attuare una ristrutturazione anche culturale, se vogliamo, riportando l'impresa al centro degli interessi economici, perché riportarla vuol dire anche riportare il Paese al centro degli interessi sociali. Casi come quelli di ieri sono drammatici. È molto frustrante vedere un paese, una regione che è stata di traino per il nostro Paese ridotta all'osso in questo modo. Siamo stanchi, siamo stufi e vogliamo alzare la voce, ricchi però di contenuti, perché stiamo portando avanti tanti progetti con molta lungimiranza, molto coraggio e siamo convinti che uno Stato che ci ascolti potrà rendere e ridare respiro alle tante imprese, alle tante industrie, ai tanti imprenditori che sono in difficoltà oggi. I giovani imprenditori di Confindustria sono di supporto, sono di aiuto, stiamo mettendo in piedi diverse manovre per cercare di rimettere liquidità nel sistema, comprando anche parte dei crediti delle PMI che avanzano verso lo Stato. Non è facile, però bisogna a denti stretti tenere botta e andare avanti. Ci vuole coraggio, però insieme possiamo portare dei reali cambiamenti.